Per chi crede che i recenti scandali sul calcio italiano avrebbero potuto far allontanare la gente dallo sport nazionale più diffuso, certamente si sbaglia. Tralasciando l'entusiasmo dell'intera penisola alle vicende legate agli azzurri di Prandelli impegnati agli europei di Polonia ed Ucraina, vi raccontiamo le emozioni che il calcio continua a regalare ai tanti ragazzi che lo praticano al solo scopo di stare insieme e divertirsi. Questo è lo spirito che a Favara contraddistingue i giovani di età compresa tra gli 11 e i 19 anni che partecipano al terzo torneo di calcio a 5 Ragazzi Oggi, organizzato dalla locale associazione sportiva dilettantistica Virtus presieduta da Alessandro Taiella. Quest'ultimo, barista di professione, per i giovani del popoloso quartiere di Via Agrigento è il mister. L'associazione sportiva per il terzo anno consecutivo ha organizzato questa manifestazione che, è bene ricordare, non è sovvenzionata da nessun ente. Le squadre sono una 25, 24, 25 squadre e finisce metà luglio. Poi ci sono le semifinali e le finali, quindi fine luglio così deve finire. L'unico appoggio esterno offerto ai giovani è la disponibilità dell'impianto sportivo di Via Brindisi offerto dal comune di Favara. Per il resto è tutto sudore degli organizzatori che quest'anno, per non rinunciare al tradizionale appuntamento, hanno dovuto lavorare faticosamente per riportare ad una condizione accettabile il dissestato campo da gioco. Sono stati innanzitutto per l'indisponibilità del campo perché non era attrezzato bene, perché era un pochettino malconcio, c'erano delle cose da sistemare come le reti che abbiamo messe tutte a girare, abbiamo fatto per terra, abbiamo sistemato i spogliatoi, abbiamo sistemato le porte, insomma abbiamo fatto uno di tutte per sistemare queste cose e c'è stato un pochettino di pazienza e sacrificio da parte di tutti. Felici per lo svolgimento del torneo i ragazzi che fino a metà luglio animeranno il quartiere con le partite, il divertimento e quel pizzico di sano agonismo che probabilmente rendono ancora il calcio uno degli sport più apprezzati al mondo. Angelo, è il terzo anno consecutivo che partecipi, che differenza hai trovato quest'anno? Ogni torneo c'è stata una differenza e ho giocato in una squadra diversa. È stato sempre bello comunque. Hai già segnato? Sì, 4 gol. Il tuo ruolo è un ruolo difficile, in questi periodi tra l'altro si stanno giocando gli europei, qual è l'attaccante azzurro che ti piace? Cassano. È un'esperienza sempre bella, è già il terzo torneo che facciamo qua a Via Agrigento, sempre una bella esperienza partecipare a nuovi tornei e squadre più forti. Capocannoniere nell'edizione scorsa, quest'anno quali sono le tue ambizioni? Voglio vincere il miglior giocatore, anche capocannoniere, non si sa. Ricordiamo quanti gol hai realizzato nell'edizione 2011? Una trentina così.